Questa sera abbiamo avuto l'onore, la gioia e l'emozione di incontrarci al Teatro Eliseo di Santa Venerina per raccontare la storia di un'accoglienza di una famiglia siriana che è venuta nella comunità di Santa Venerina e in particolare la frequenza ovviamente e l'accoglienza della bambina in una delle nostre classi della scuola primaria e questa possibilità che è stata data grazie chiaramente all'amministrazione e alla BMA che in questo momento ci ha fornito gli strumenti all'interno del teatro, è stata veramente un'occasione per incontrarsi, per parlare di educazione interculturale attraverso i fatti, un'educazione interculturale che significa appunto fratellanza, accoglienza, con gli occhi dei bambini, con i gesti dei bambini, con le parole dei bambini. Quindi è stato un momento veramente anche poetico. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le parole e il racconto della storia di Fouad Aziz, che ci ha onorato della sua presenza in quanto autore all'interno della Festa del Libro di Zafferana Etnea con il Circo di Zafferana Etnea la nostra scuola già collabora da parecchi anni, quindi abbiamo messo insieme questi elementi, da una parte quindi la narrazione, il libro, la scrittura, dall'altro lato l'accoglienza e la storia della bambina che abbiamo potuto accogliere, e grazie alla comunità Giovanni XXIII che ci ha dato questa possibilità e grazie ovviamente all'associazione Santa Venerina Abbraccia la Siria, e devo dire che questa è stata un'esperienza che ha fatto crescere ancora di più la nostra comunità scolastica.